È stato un incontro direi molto proficuo, perché intanto è stato chiarito il tema dell'intelligenza artificiale, nel senso che per la prima volta l'azienda ha detto che il tema dell'intelligenza artificiale non c'entra e che è proprio una vera e propria delocalizzazione dell'azienda in altri siti produttivi dove ci sono dei centri di finanza. Dopo una lunga discussione io ho proposto di rivederci tra 15 giorni, proponendo anche altre soluzioni, quindi non la chiusura dell'unità produttiva proprio qui a Venezia, ma di rivedere invece la posizione, magari con un workers buyout, cioè quei lavoratori che continuano l'attività dell'azienda, come altri esempi a livello nazionale, ma abbiamo anche degli interessamenti da parte di alcune aziende del settore dell'informatica in Veneto e quindi la possibilità anche di cedere l'attività o affittare l'attività. Quindi direi che potrebbe essere una soluzione operativa e in base a questo, ricordando anche che ci sono 37 famiglie che insomma, con i dipendenti che rischiano di perdere il posto di lavoro e quindi una vera crisi aziendale, una soluzione che potrebbe tra 15 giorni sfociare in una nuova opportunità.